Dove sei stato? Con questo video ricordiamo tutti gli alpini che durante i due conflitti mondiali e anche successivamente hanno contribuito a rendere l'Italia libera e migliore e raccontiamo dei gruppi alpini del comune di San Pietro di Feletto. La prima guerra mondiale fu una guerra dove le nostre famiglie diedero alla patria un triste contributo in perdite umane. Molte giovani vite furono spezzate durante il conflitto mondiale e molti soldati, anche se ritornarono a casa, non erano più le stesse persone. Nel dopoguerra molti comuni pensarono allora di dare onore alle famiglie dei caduti intitolando strade o altro. Il comune di San Pietro di Feletto pensò di rendere onore ai caduti intitolando la via principale del paese Viale della Rimembranza ai Caduti, oggi via Roma. Leggiamo un passo dal libro Rua di Feletto, scritto dal nostro concittadino Nilo Faldon e pubblicato nel 1977. Il 4 novembre 1927, alla presenza del vescovo Monsignore Eugenio Beccegato, che tenne un discorso memorando alla folla che occupava tutta la strada dal crocevia di Rua a sotto le celle dell'eremo, il cavalier Giovanni Molena, capo del comune, inaugurava il Viale della Rimembranza ai Caduti. A ognuno dei morti era intitolato un cipresso. Apposita targhetta offriva al lettore i dati completi. Il cavalier Molena, con voce rotta dal pianto, fece l'appello dei 103 caduti dall'alto della tribuna, eretta in prossimità dell'asilo, sulla quale, con il vescovo, stavano tutte le autorità. Noi bambini delle scuole, a ogni nome così declamato rispondevamo «Presente!». Devo dire che a me sembrò una festa, ma gli adulti erano muti e tante mamme piangevano di commozione e di dolore. Alla sera venne acceso il faro sull'antenna posta tra la seconda e la terza cella. Per anni quel viale fu una rassegna di nomi e di ricordi. I fiori non mancarono mai. Poi, col passare del tempo, le targhette sparirono. Tutti i nomi riapparvero in una grande lapide marmorea collocata sulla piazza del municipio, resa più ampia nel 1934. Molti di questi 103 caduti erano alpini. In questi anni iniziarono a formarsi i primi gruppi alpini e anche San Pietro di Feletto non fu da meno. Il gruppo alpini di San Pietro di Feletto fu costituito l'11 novembre 1935 con una suggestiva cerimonia. Il gagliardetto fu benedetto da Monsignor Antoniazzi, allora arciprete del Duomo di Conegliano. Madrina della cerimonia fu la 18enne signorina Giuseppina Molena, figlia del podestà Cavalier Giovanni. Durante e negli anni successivi l'ultimo conflitto, il gruppo, come del resto anche altri, ha avuto momenti di pausa e di immobilismo. Fu per volontà di coloro che sopravvissero agli orrori della guerra, testimoni di eroiche imprese degli alpini, ma soprattutto per onorare e ricordare quelli che erano andati avanti, compiendo il loro dovere, sacrificando la propria vita per la patria, che il gruppo di San Pietro di Feletto venne ricostituito. La cerimonia ufficiale avvenne il 21 novembre 1960. Parteciparono dirigenti della sezione di Conegliano e numerosi alpini. Il nuovo gagliardetto fu benedetto dal vecio e indimenticabile alpino Monsignor Francesco Sartor, arciprete del Duomo di Conegliano, sostenitore e animatore della vita alpina. Quello precedente, nascosto durante la guerra, era andato perduto. Madrina della cerimonia fu la signorina Vilma Spellanzon, sorella della medaglia d'oro Luigi Spellanzon. I componenti del consiglio direttivo alla data della ricostruzione furono il capogruppo, Cavalier Giovanni Ceschin, i consiglieri, Narciso Bozzon, Orfeo Ceschin, Narciso Piccin e Giacomo Rosolen. Ma vediamo ora le maggiori attività e i capogruppo del gruppo alpini di San Pietro di Feletto. Qui un ricordo al Cavalier Giovanni Ceschin, primo capogruppo, 1960-1969, e storico maestro della banda di San Pietro di Feletto. Fiero del suo cappello di alpino in un video creato dai ragazzi della classe prima B della scuola secondaria di primo grado Luigi Bazzo. Sul cappello che noi portiamo,
fatto al tipico cappello degli alpini. È un tipo di cappello tradizionale, originario delle Alpi, caratterizzato da un materiale robusto e resistente al tempo e alle intemperie, da un colore neutro e scuro, come il verde e il marrone, e da una forma tesa, larga o stretta a seconda del tipo. Tratto distintivo: la piuma, diversa in base al grado dell'alpino che lo indossa. Associato alla cultura e alle tradizioni delle Alpi, non solo italiane, ma anche svizzere e austriache, è simbolo di identità culturale e appartenenza a una comunità. In origine, però, era una bombetta alla calabrese di feltro nero che, sul lato sinistro, portava una coccarda di lana su cui era innestata una penna di corvo, un po' inclinata all'indietro. Da qui la penna diventa subito la bandiera degli alpini, come recita una famosa canzone. Ma cosa rappresenta questo loro tipico cappello? È un simbolo adornato a volte da distintivi valorosamente ottenuti e sempre con una particolare piuma, la quale indica il grado di importanza. È di corvo, nera per la truppa, d'aquila, marrone per i sottufficiali e gli ufficiali inferiori, d'oca, bianca per gli ufficiali superiori e generali. Gli alpini non hanno invece una loro bandiera. Come tutti gli italiani, si riconoscono nel tricolore, simbolo di unità della nazione italiana per la quale, con le opere e la disponibilità che li caratterizza, operano in ogni occasione. Roberto Ceschin e Ernesto Antiga, 1969-1970. 29 agosto 1984. Festeggiato il capogruppo Narciso Piccin. Il 29 agosto è stata per il capogruppo Narciso Piccin una giornata indimenticabile. Attorniato dalle 2 figlie, dai 3 figli, di cui 2 appartenenti alla famiglia alpina, nipoti, una rappresentanza del consiglio direttivo, del capogruppo di Santa Maria San Michele d'Adalto Virgilio, ha festeggiato il 50° anniversario di matrimonio ed il 13° come capogruppo di San Pietro di Feletto. Dopo la Santa Messa, celebrata nella monumentale chiesa di San Pietro di Feletto, la numerosa comitiva è stata invitata per il pranzo presso il ristorante Barba Cacciatore. Gli alpini tutti augurarono a Narciso e consorte lunga vita e gli rendono merito per il lavoro svolto che continua a svolgere in seno al gruppo. «24-25 maggio 1986, festa del 50°. Nel 1985 ricorrevano gli storici eventi del 50° anno della fondazione e del 25° della rifondazione. Per ragioni tecniche, le ricorrenze si sono tenute l'anno dopo, sotto la guida del capogruppo Narciso Piccin, presso l'antico eremo camaldolese di Rua. Le manifestazioni hanno avuto inizio la sera di sabato 24 maggio, con l'esibizione del conosciutissimo ed affermato coro Stella Alpina di Treviso. La domenica successiva, tutti i partecipanti si sono radunati nell'area antistante il nuovo plesso scolastico della scuola media, dove si è svolta la cerimonia della consegna del tricolore, benedetto dall'arciprete Don Pietro de Bettin, issato poi sull'alto pennone, dono delle penne nere del locale gruppo. Preceduti dalla fanfara alpina della Brigata Cadore, diretta dal sergente maggiore Pietro Fornasier ed accompagnata dal maresciallo capo Fiorello De Poloni, e seguiti dalla banda musicale di San Pietro di Feletto, diretta dal cavalier Giambattista Zorgno, disposti in corteo, ci siamo portati nel piazzale sito tra la chiesa e il municipio per assistere alla messa celebrata dall'arciprete.
Successivamente, sulla scalinata del Palazzo Comunale hanno avuto luogo i vari interventi. Dopo il semplice e breve saluto del capogruppo Narciso Piccin, hanno parlato il sindaco avvocato Luigi Bazzo, il preside delle scuole medie, professor Giorgio Pegolo, il rappresentante del consiglio scolastico, Adriano De Martin, i quali hanno espresso parole di elogio e di apprezzamento alle Penne Nere per la riconferma delle loro iniziative rivolte al bene sociale, coinvolgendo gradevolmente la popolazione. Infine, il presidente della sezione di Conegliano, professor Giacomo Vallomi, ha tenuto il discorso ufficiale e messo in evidenza lo spirito di responsabilità del capogruppo Piccin e in particolare del suo instancabile segretario Angelo Miraval, il quale era stato il maggiore artefice dell'organizzazione e di tutti i suoi collaboratori, e ha inoltre sottolineato la necessità prioritaria di realizzare opere a livello sociale, umanitario ed ecologico nella ricerca costante della salvaguardia e difesa della bellezza e purezza dell'ambiente. È seguita la consegna degli attestati di benemerenza a nome del gruppo da parte delle autorità. Alla madrina della fondazione del gruppo, signora Giuseppina Milena Bianchi, all'avvocato Francesco Travaini, al cavalier Giovanni Ceschin, al cavalier Tullio De Vido, a Giacomo Roselen, a Narciso Bozzon e a Orfeo Ceschin, partecipi alla costruzione e ricostruzione del gruppo. Jack Miraval, 1991. Nel 1990 è stato rinnovato il consiglio direttivo e il capogruppo uscente ha manifestato la volontà di lasciare la guida ad un alpino giovane, pur continuando a dare il proprio contributo all'attività. È così che l'assemblea eleggeva capogruppo Jack Miraval, che purtroppo l'anno successivo fu costretto a rinunciare al mandato per motivi di lavoro, e venne così eletto capogruppo Mario Casagrande, che resterà in carica per ben 25 anni. Mario Casagrande, 1991-2016. 24-25 aprile 1993. Fino al 1989 il gruppo non disponeva di una propria sede e i consigli direttivi si svolgevano presso l'abitazione del capogruppo Narciso Piccin, che con piacere ospitava gli incontri. Dopo vari tentativi, il gruppo è riuscito ad avere in locazione una cella degli ex frati camaldolesi da adibire a sede ufficiale, che viene inaugurata il 25 aprile del 1993, con una cerimonia a carattere sezionale, che ha visto la benedizione del parroco di Santa Maria di Feletto, Don Nilo Tonon. 26 giugno 1994. Inaugurazione del restauro del capitello di Sant'Antonio in piazza Giovanni XXIII. Si è svolta domenica 26 giugno 1994 la cerimonia di inaugurazione del capitello restaurato. Dopo la Santa Messa, alla presenza del sindaco avvocato Luigi Bazzo ed altre autorità, con la benedizione del parroco Don Pier Giorgio Canal, è stato restituito alla cittadinanza il capitello di Sant'Antonio, le cui origini si perdono nel tempo, riportato agli antichi splendori dall'opera Alpini del gruppo di San Pietro di Feletto. Il capogruppo Mario Casagrande ha illustrato la cronologia dei lavori eseguiti, ringraziando quanti hanno prestato la loro opera, in particolar modo il restauratore Ivan Ceschin. 3 dicembre 1995. Intitolazione della sede a Narciso Piccin. Domenica 3 dicembre 1995 il gruppo ha voluto intitolare la sede in via Marconi alla memoria del compianto Narciso Piccin, quale ricordo perenne per un alpino che per un ventennio ha saputo guidare il gruppo con caparbietà e abnegazione. Attorniata da numerose penne nere, figli, nipoti, pronipoti e tanti amici, la vedova, signora Elide, coadiuvata dalla madrina del gruppo, signora Paola, ha scoperto la targa ricordo posta all'entrata della sede, la quale è stata poi benedetta dal parroco Don Mario D'Inca. Grande commozione quando il capogruppo Mario Casagrande ha voluto ricordare il perché di quella cerimonia, semplice ma significativa, come si addice agli alpini, e Narciso era uno di quelli. Un caldo e sincero ringraziamento alla vedova e ai figli per la generosità dimostrata nei confronti del gruppo. 1997. Ripristinata la storica croce dell'ex eremo camaldolese di Rua.
Il gruppo Alpini di San Pietro di Feletto ha ripristinato la storica croce che segnava a sud il limite dell'antico eremo camaldolese. L'idea di ripristino è partita dal socio Roberto Ceschin, falegname come il padre Leone, che negli anni 30 eseguì lavori di restauro sulla stessa croce. Il restauro è stato fatto con legno di castagno offerto dal socio Giovanni Piccin, mentre i simboli della Passione in ferro battuto sono stati ideati dalla ditta Luigi Zago. Con una cerimonia semplice, la Domenica delle Palme, l'arciprete Don Mario D'Inca ha benedetto quest'opera alla presenza di numerosi alpini e parrocchiani, elogiando il lavoro fatto dagli alpini in silenzio e senza suonare tanto le campane, additandoli a tutti come esempio. 27 luglio. L'inaugurazione e la benedizione della grotta presso l'asilo delle Ancelle e del Bambin Gesù in San Pietro Vecchio. Il 27 luglio 2002 ha avuto luogo l'inaugurazione e la benedizione della grotta intitolata alla Madonna di Lourdes, presso l'asilo delle Ancelle e del Bambin Gesù in San Pietro Vecchio, costruita nel suo interno su desiderio delle suore che lo ospitano. Il parroco Don Pier Giorgio ha voluto officiare la Santa Messa all'aperto presso la grotta, alla presenza della Madre Generale, del sindaco Maria Assunta Botteon, di numerosi alpini e della cittadinanza di San Pietro. 22-23 maggio 2010, 75esimo anniversario di fondazione Gruppo Alpini San Pietro di Feletto. Il fine settimana del 22 e 23 maggio, la comunità di San Pietro di Feletto si è unita al Gruppo Alpini locale per festeggiare un importante anniversario durante il quale si è anche celebrato il raduno sezionale della nostra sezione, il 75esimo anno dalla costituzione del gruppo. Le manifestazioni sono iniziate sabato 22 sera. Domenica 23 c'è stata la vera e propria celebrazione, festosa e sentita, di questo anniversario. Gli alunni delle scuole locali, ad esempio, hanno intonato l'inno di Mameli durante l'alzabandiera della mattina e partecipato alla sfilata con 75 di essi che impugnavano altrettante bandiere italiane, ognuna a simboleggiare un anno di vita del gruppo Alpini. Dopo la Santa Messa, il dovuto ricordo ai caduti, originari di questo paese, durante i conflitti mondiali e con la deposizione della corona d'alloro in loro memoria. Successivamente, un altro momento importante di questa celebrazione, ovvero i nuovi cippo, asta e bandiera italiana, che il gruppo ha voluto donare alla comunità, vengono scoperti dalla madrina del gruppo e sono il risultato del lavoro dei soci alpini di San Pietro di Feletto in onore dei soci andati avanti. 14-15 novembre 2015, 80° anniversario di fondazione Gruppo Alpini San Pietro di Feletto. L'attaccamento delle penne nere alla loro terra e alle loro tradizioni. A San Pietro riesce difficile parlare della realtà del paese senza parlare degli alpini che in questa comunità sono attivi da 80 anni. Scorrendo le pagine della loro storia, si scopre che questa è anche la storia del paese. Non c'è infatti momento di impegno sociale, culturale, solidale, ricreativo che non veda la presenza delle penne nere di Rua e di San Pietro. È questo lo spirito che li ha guidati per 80 anni. 80 anni sono stati un impegno attivo per la comunità, impegno che li vede sempre in prima linea in tutte le manifestazioni, pronti a fornire in ogni momento la loro organizzazione e il loro supporto logistico a chi li chiama, e loro stessi promotori di iniziative che tengono vive le tradizioni, fedeli al motto «Dove c'è un paese, lì ci sono gli alpini». Il nuovo parroco, Don Adriano, non si è ancora insediato nelle parrocchie del Feletto, ma ha voluto celebrare la messa per l'80°. Ha ricordato di essere figlio e fratello di un alpino, di sapere che alpinità significa amicizia, solidarietà, gratuità, condivisione, amore per la propria terra e di conoscere il ruolo importante nelle comunità in cui gli alpini operano, quegli alpini che tengono in gran conto il ricordo rispettoso del passato e delle sofferenze, del sacrificio di chi ha dato vita per il dovere e per il bene prezioso della pace, quella pace di cui le generazioni di oggi possono godere. Dino Ceschin, 2017-2021. 2018.
altra manutenzione dell'antica croce dell'ex eremo. Nell'attività estiva, il gruppo Alpini San Pietro di Feletto ha compiuto il restauro ed effettuato il ripristino, restituendo così alla comunità felettana l'antica croce di legno con annessa lapide in pietra, recante scolpito il testuale monito: «Le donne non passino questa croce, pena la scomunica», posta nel 1695 all'ingresso delle mura che cingevano l'antico eremo camaldolese. In una semplice cerimonia, con la benedizione del manufatto da parte del reverendissimo parroco, alla presenza del vice sindaco, di cittadini e alpini, si è dato il giusto rilievo all'iniziativa, intesa a offrire un'ulteriore testimonianza sulla sacralità del luogo claustrale in tempi remoti, suscitando tra l'altro l'interesse e l'apprezzamento dei frequentatori delle nostre suggestive colline. 11 novembre 2020, 85° anniversario di fondazione Gruppo Alpini San Pietro di Feletto. Il Gruppo Alpini di San Pietro di Feletto, guidato da Ceschin Dino, ha progettato svariate attività che, a causa dell'emergenza sanitaria sviluppatasi nel corso dell'anno, sono state posticipate all'anno a venire. 2021. Viene approvata in consiglio direttivo l'idea di donare alla cittadinanza un monumento a ricordo di tutti gli alpini del Feletto, da mettere a dimora nel parco di San Pietro. Renato Ceschin, 2022 ad oggi. 21-22 giugno 2025, 90° anniversario di fondazione Gruppo Alpini San Pietro di Feletto. Nell'anno 2025, in occasione del 90° della fondazione del gruppo, come approvato dal Consiglio direttivo nel 2021, verrà donato alla popolazione del Feletto un monumento a ricordo di tutti gli alpini, che sarà eretto nel Parco Leopoldo Saccon di San Pietro di Feletto. Ora un ricordo dell'alpino Sesto De Lozzo da Santa Maria di Feletto, 1897-1917, 7° Battaglione Alpini, 691esima Compagnia Mitraglieri Fiat, morto in ospedale da campo sul Monte Ortigara, per ferite riportate in combattimento il 23 giugno 1917. I ragazzi della classe prima B della scuola secondaria di primo grado Luigi Bazzo hanno scritto una lettera immaginando che Sesto l'abbia inviata alla figlia non ancora nata e mai conosciuta. Noi ragazzi abbiamo voluto immaginare che l'alpino Sesto De Lozzo, prima di ripartire per non tornare più, abbia scritto una lettera alla figlia non ancora nata. Dicembre 1916. Cara figlia mia, ti scrivo questa lettera nel silenzio della sera, con il cuore che mi pesa per quello che sto cercando di dirti, mentre tu dormi nella pancia della tua mamma. Avrei voluto poterti parlare cullandoti tra le braccia, proteggendoti da tutto quello che ancora non sai del mondo qui fuori. L'Italia, il nostro paese, è in guerra e mi hanno richiamato alle armi. Domani all'alba dovrò partire. Ti saluterò con un bacio sulla pancia e sono contento così, perché non vorrei mai vedere il tuo piccolo faccino soffrire. Mi preme che tu sappia che non vado in guerra per la gloria, ma per difendere te e la mamma, che siete ciò che amo di più al mondo. Mentre non ci sarò, prendetevi cura l'una dell'altra. State al sicuro e sappiate che vi penserò sempre, ogni ora, ogni minuto e ogni secondo. Non so quanto tempo passerà prima che io torni indietro, ma mentre non ci sarò vi scriverò una lettera ogni volta che ne avrò il tempo, e tu potrai rispondermi con tutto quello che vuoi, un tuo disegno, le tue prime parole, o solo con un saluto della manina. Le lettere saranno il nostro ponte. Non avere mai paura, sii un essere umano buono e coraggioso e ricordati che il mio più grande privilegio sarà sempre essere diventato tuo padre. Ti voglio bene, il tuo papà Sesto. Ora i capogruppo e le attività del gruppo Alpini di Santa Maria San Michele. Ne è passato di tempo da quando l'alpino Virgilio D'Adalto e l'alpino Lino Doimo si sono recati a Roma in treno per partecipare alla Dunata Nazionale degli Alpini. Era il 2 marzo del 1954.
Dopo le vicende dolorose della guerra, la ricostruzione è da poco iniziata e il benessere del miracolo economico ancora di là da venire. Ma gli alpini sono pronti a manifestare il loro bisogno di ritrovarsi e di stare insieme. Increduli nel vedere migliaia di penne nere sfilare per le principali vie di Roma, D'Adalto e Doimo si entusiasmano e decidono di fondare un gruppo di alpini anche nel proprio paese. Ritornati a casa, si danno da fare mobilitando gli amici delle frazioni di Santa Maria e di San Michele di Feletto. La mossa vincente consiste nel caricare una botte di 7 ettolitri di vino su un trattore Steyr e percorrere in lungo e in largo le strade del Felettano. Si tratta di una decisiva attrazione per raccogliere adesioni da parte degli alpini. Finalmente, nel febbraio del 1956, viene costituito il gruppo alpini di Santa Maria e San Michele di Feletto, che sancisce l'unione tra le due frazioni nello spirito alpino. Il gruppo viene intitolato all'alpino Antonio Moret, caduto durante il secondo anno di guerra, al quale è stata conferita una medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione. Benché ferito a una coscia, volle proseguire nel combattimento finché venne ferito all'addome. Ai compagni che si offersero per trasportarlo, disse che non dovevano sacrificarsi per lui. Morì senza un lamento sul campo di battaglia. Montecadini, 12 giugno 1916. Madrina del gruppo è la nipote di Antonio, Rosina Moret. Il 26 febbraio viene benedetto il nuovo gagliardetto ricamato dalle suore di Santa Maria e ufficializzata l'iscrizione alla sezione di Conegliano dell'Ana, come risulta anche dalla cronaca locale. Domenica 19 febbraio l'assemblea ordinaria annuale della sezione ANA di Conegliano aveva votato all'unanimità la costituzione dei gruppi di Santa Maria di Feletto, Codognè e Refrontolo. Alla distanza di una settimana, domenica 26 febbraio, a Santa Maria di Feletto, si è svolta la cerimonia della benedizione del gagliardetto del nuovo gruppo. Numerosi alpini di tutta la zona sono affluiti per tempo alla sede del gruppo, alla trattoria d'Adalto, luogo del raduno. Alle 10 si è formato un corteo preceduto dai gagliardetti della sezione coneglianese e degli altri gruppi già costituiti. Seguiva il consiglio direttivo della sezione, con la madrina del gagliardetto, signorina Rosina Moret, nipote del caduto alpino Antonio Moret, medaglia d'argento al valor militare, alla cui memoria il gruppo di Santa Maria è stato dedicato. Seguivano tutti gli alpini convenuti con il capogruppo di Santa Maria, signor D'Adalto. Monsignor Sartor, arciprete di Conegliano e cappellano della sezione, ha celebrato una messa nella parrocchiale, benedicendo quindi il gagliardetto. È stata poi deposta una corona di alloro alla lapide dei caduti e il dottor Dalla Zentil ha pronunciato parole di circostanza. A mezzogiorno, nella trattoria d'Adalto, si è svolto il rancio alpino. Al levare delle mense ha parlato il vicepresidente avvocato Travaini. Inaspettata ma assai gradita è stata durante la cerimonia la visita della medaglia d'oro Enrico Reginato, il quale si è cordialmente intrattenuto qualche tempo con gli alpini. Virgilio D'Adalto, 1956-1967, fondatore. Sisto Bertuol, 1968-1972. Virgilio D'Adalto, 1973-1990. 8 novembre 1980, 25° anniversario della fondazione. L'8 novembre, sulle ridenti colline del Feletto, in una giornata disturbata da una sottile pioggia simile alla rugiada, si sono incontrati molti alpini provenienti da vari gruppi della sezione per festeggiare il 25° anniversario della fondazione del gruppo e con l'occasione scoprire una lapide sulla quale sono stati scolpiti i nomi dei caduti e dispersi in Russia. Oltre al sindaco di San Pietro di Feletto, avvocato Luigi Bazzo, e la madrina del gruppo Luisa Vazzola, era presente quasi al completo il consiglio della sezione di Conegliano, con il presidente professor Giacomo Vallomi. Antonio Daminato, 1991-2001. 24 ottobre 1993. Nuova sede del gruppo dedicata a Virgilio D'Adalto.
Il 24 ottobre, con una cerimonia sentita, è stata ricordata la figura dell'indimenticabile fondatore del gruppo Virgilio D'Adalto, al quale si è voluto dedicare la casa alpina. L'alzabandiera e una santa messa di suffragio, cantata in latino con bravura dal locale coro parrocchiale, hanno fatto da prologo allo scoprimento della targa murata proprio a fianco dell'ingresso della comoda sede. Il drappo tricolore che copriva la placca è stato sollevato dalla signora Nella Zanetti D'Adalto, vedova dell'amato Virgilio, non senza palese commozione, alla presenza dei familiari e di una folta rappresentazione dei felettani. Alla cerimonia era presente Luigino Basso, presidente della sezione di Conegliano. Francesco Botteon, 2002-2012. 13 giugno 2004. Inaugurato il capitello in onore a Maria, Sant'Antonio e Beato Claudio. Il 13 giugno 2004 è stato inaugurato e benedetto dal parroco Don Nilo Tonon e da altri 3 sacerdoti il capitello in onore a Maria, Sant'Antonio e Beato Claudio, situato in località Crevada. È stata questa un'idea del signor Ugo Granzotto, padre del socio tesoriere Maurizio, che ha voluto così onorare la memoria e il desiderio del papà Giovanni. La nuova costruzione si trova sulla strada che da Pieve di Soligo scende verso Parè di Conegliano, un tratto di strada in cui a volte si tende a pigiare il piede sull'acceleratore. Questa costruzione diventa perciò importante oltre che per la pietà nei confronti dei santi raffigurati e per l'impegno profuso nella realizzazione, anche perché diventa monito per ogni passante per riflettere sul valore individuale della vita. 11 giugno 2006. 50° di fondazione del gruppo Ana, Santa Maria e San Michele di Feletto. Domenica 11 giugno 2006. Una tiepida e piacevole giornata ha contornato l'importante epilogo delle festose manifestazioni che gli alpini del gruppo Santa Maria San Michele di Feletto hanno organizzato con cura per ricordare i propri 50 anni di vita alpina. Diverse centinaia di penne nere sono giunte presso la piazza di Santa Maria, ove era previsto l'ammassamento. Nella stessa piazza si è svolto il sacro rito dell'alzabandiera con tutti i presenti sull'attenti sulle note dell'inno di Mameli, mentre saliva il tricolore sul pennone dell'attiguo cortile della scuola elementare. Edi Bellotto, 2013-2016. 20 aprile 2013. Scuola materna Girotondo delle Età. Sull'alto pennone del cortile della scuola materna Girotondo delle Età di Santa Maria di Feletto, dal 20 aprile 2013 sventola il tricolore, dono del gruppo Alpini in occasione del decennale della scuola materna. La cerimonia di inaugurazione, preceduta dalla Santa Messa celebrata dal parroco Monsignor Nilo Tonon, ha visto la partecipazione di tutta la comunità e in particolare dei bambini della scuola materna. 2016, 60° Fondazione Gruppo. Nel 2016, in una bella giornata di sole, si è festeggiato il 60° anniversario del gruppo Alpini Santa Maria San Michele. In questa occasione è stato benedetto dal parroco Monsignor Nilo Tonon il nuovo cippo e il pennone dell'alzabandiera presso la sede del gruppo. Il folto gruppo di cittadini e alpini si è poi spostato in sfilata nella vicina chiesa per assistere alla celebrazione della Santa Messa celebrata dal parroco. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di Santa Maria, alla presenza del gruppo al completo e del sindaco di San Pietro di Feletto, Loris D'Alto. Celeste Granziera, 2017-2019, 12-19 settembre 2019, sul Ponte dell'Amicizia. Dal 12 al 19 settembre, il capogruppo Celeste Granziera e il consigliere sezionale già capogruppo Francesco Botteon hanno partecipato a Livenka Nikolaevka, in Russia, all'inaugurazione del Ponte degli Alpini per l'Amicizia, donato dall'Associazione Nazionale Alpini agli abitanti di quella località che ha visto, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, le fasi finali della tragica ritirata. Su quel ponte, che attraversa il fiume Valui, 2 chilometri circa ad ovest del terrapieno della ferrovia, nel gennaio 1943 passò un gran numero di alpini
che dopo lo sfondamento e l'apertura del varco nella sacca di Nikolaevka si aprirono la strada per il loro ritorno in Italia. È stato un momento di grande emozione che si è ripetuto l'indomani, quando a Rossosh, sede del Corpo d'Armata alpino, durante la campagna di Russia, sul fondale dell'asilo costruito sempre dagli alpini, sono state scoperte le ceramiche donate dal comune di Conegliano, gemellato con questa città, a opera della scuola di Scomigo. Ambedue i momenti sono stati particolarmente toccanti. Sono stati rivissuti, infatti, i terribili patimenti che hanno provato gli alpini nello sforzo per uscire dall'accerchiamento delle truppe sovietiche, in un ambiente infernale dal quale tanti militari italiani, tanti alpini, non fecero ritorno. Francesco Botteon, 2020-2022. Dicembre 2021, ricordando Gianni Cesca e Antonio Bacichetta. La pandemia non ha permesso, soprattutto nell'ultimo anno, di organizzare i tradizionali incontri che da sempre hanno scandito la vita del gruppo. Molto gradita la presenza del presidente sezionale Gino Dorigo e del suo vice Fabio Tesser. È stata questa l'occasione per ricordare due soci che in questo periodo sono andati avanti: Gianni Cesca e Antonio Bacichetta. Martino Bertuol, 2023, ad oggi. Giugno 2023, al Bosco delle Penne Mozze con i nostri piccoli amici. Per terminare l'anno scolastico in bellezza abbiamo invitato gli alunni e gli insegnanti della scuola elementare Fabbri a un incontro formativo inusuale: la visita al Bosco delle Penne Mozze. Davanti alla scuola c'è un fermento inconsueto, dovuto forse all'esperienza da vivere con gli alpini e contemporaneamente al fatto che ormai la scuola volge al termine. Il viaggio è breve e dopo una mezz'ora si arriva nel piazzale del bosco, accolti dal capogruppo di Cison che fa gli onori di casa. C'è molta meraviglia e partecipazione, tanto che più di uno ci racconta che il nonno o il papà sono alpini. Spieghiamo come nacque il bosco e come viene mantenuto, finché si arriva alla Madonna degli Alpini e all'Obice 7513, che ha subito catturato l'attenzione e la curiosità della scolaresca, nonché degli insegnanti. Dopo aver fornito tutte le informazioni ed aver osservato un momento di raccoglimento, si discende. 24 settembre 2024. Le scuole elementari di Santa Maria di Feletto con gli alpini all'Isola dei Morti. Il gruppo alpini di Santa Maria e San Michele di Feletto, in collaborazione con la scuola elementare di Santa Maria di Feletto, martedì 24 settembre ha organizzato per gli alunni del plesso una visita guidata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia. Celeste Granziera e Silvano Miraval hanno spiegato loro perché questo sia considerato un luogo della memoria, ripercorrendo le tristi vicende vissute dai soldati italiani negli ultimi giorni della Prima Guerra Mondiale, in cui le acque del fiume Piave si colorarono di sangue a causa dei numerosi soldati caduti nell'azione che portò alla definitiva liberazione delle terre della sinistra Piave, occupate dalle truppe austriache. Un rancio alpino preparato dagli alpini ha chiuso una giornata indimenticabile per tutti i partecipanti. 5 ottobre 2024. Serata corale proposta dai gruppi del Felettano. L'evento del 5 ottobre ha rappresentato un momento di unione e celebrazione per la comunità del Felettano, nell'ambito dei preparativi del centenario della sezione alpini di Conegliano, previsto per il giugno 2025. Organizzato nell'ambito delle manifestazioni Aspettando il Centenario, l'incontro ha visto la partecipazione di due cori, il coro Voci della Giulia e il coro Monte Cimon. La serata si è svolta nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria, dove i due cori hanno offerto al pubblico un repertorio di canti alpini e popolari, spaziando anche oltre i confini italiani. Il coro Monte Cimon ha aperto le esibizioni, seguito dal coro Voci della Giulia. Infine, i due cori hanno concluso la serata con l'esecuzione di due brani cantati insieme, regalando al pubblico un momento di grande emozione e armonia. L'evento ha registrato un'ottima partecipazione. La chiesa era piena e tra i presenti si trovavano il sindaco di San Pietro di Feletto, Cristiano Botteon, ex componente del coro Voci della Giulia, e il presidente della sezione alpini di Conegliano, Francesco Botteon.
Ora un video sempre pensato dai ragazzi della classe prima B della scuola secondaria di primo grado Luigi Bazzo, che hanno immaginato la risposta a una cartolina spedita da Marina Bastianel, mai ricevuta, inviata all'alpino Antonio Botteon, prigioniero di guerra dei tedeschi. Lettera a un soldato. Questa immagine ci permette di leggere una lettera indirizzata all'alpino Antonio Botteon, prigioniero di guerra dei tedeschi, da parte di Marina Bastianel, datata 14 settembre 1944. Abbiamo immaginato che a questa cartolina, in realtà mai arrivata a destinazione, Antonio abbia potuto rispondere: «Mia cara Marina, ti ringrazio di cuore per questa breve lettera. Non immagini quanto le vostre parole e i vostri pensieri mi siano di conforto. Spero che le tue preghiere si esaudiscano ed anche io, da qui, prego per voi affinché stiate bene e con la speranza che questo inferno finisca presto. Un caro saluto, Antonio». E ora concludiamo il video con un invito. Sotto la guida del capogruppo del gruppo alpini di San Pietro di Feletto Renato Ceschin e dei suoi collaboratori, il via ai festeggiamenti per il 90° della fondazione del gruppo anno 1935. I festeggiamenti si terranno il 21-22 giugno 2025 con una serie di manifestazioni che avranno il loro culmine con l'inaugurazione di una statua rappresentante un alpino nel parco comunale a San Pietro di Feletto. Vi aspettiamo a questo indimenticabile evento gioioso per festeggiare questo gruppo. E sempre viva gli alpini!